Benvenuti a questo terzo appuntamento con il racconto della grande musica italiana. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare un po' la formula, nel senso che negli anni precedenti raccontavamo un po' anche i fatti salienti e gli eventi del mondo. Quest'anno abbiamo pensato che fosse meglio soprassedere, per ovvi motivi. E allora abbiamo pensato di fare una serata dedicata interamente a Domenico Modugno, alla sua musica e alle sue canzoni. Se siete d'accordo. Anche se non siete d'accordo. Allora, nel 1944 il pittore Chagall prese una tela e dipinse un gallo rosso in un cielo blu con due persone che volavano e cercavano di raggiungersi e abbracciarsi in un abbraccio cosmico. Da poco tempo era morta la moglie, quelle due persone erano la moglie, che si chiamava Bella, e Chagall pensava che forse, se non potevano più stare insieme su questa terra, magari un giorno avrebbero potuto ricongiungersi, magari nell'aldilà. Uno dei parolieri più importanti di Domenico Modugno, che si chiama Franco Migliacci, aveva una stampa nella sua stanza. Una mattina si svegliò e prese spunto da questa stampa, Le Coq Rouge dans la Nuit, così si chiamava il quadro, e diede vita a questa canzone che adesso sentiremo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice, più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva negli occhi tuoi blu. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice, più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare lassù con te. Grazie. La canzone, come sapete, è del 1958. Con questa canzone Modugno vinse il Festival di Sanremo.
davanti al reuccio Claudio Villa. E Modugno in un'intervista disse: è finita la monarchia, inizia la Repubblica. Questo era Domenico Modugno. La canzone successiva è importante per noi perché è sfuggita alla censura. La sua storia è interessante. Un altro grande paroliere, nonché commediografo, nonché regista, Dino Verde, che lavorò spesso con Modugno, ricevette in camerino una sera, mentre stava presentando una sua commedia a Milano, uno spartito musicale. Dino Verde conosceva la musica ed era Modugno che gli aveva mandato queste melodie, questi ritmi, eccetera. E Modugno scrisse nel bigliettino, nello spartito: mi raccomando, fai un bel testo in italiano. Dino Verde lesse la musica e fece un testo in napoletano. Evidentemente andavano d'accordo. Ma aveva ragione Dino Verde, perché la canzone è bellissima e si intitola Resta con me. Amore, 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 dimmi tu che l'ha già lì, dimmi tu che l'ha già fa, stasera di mana, pa far stare. Resta con me, per carità, state con me, non me lascia, fammi panare, fammi impazzire, fammi rannare, ma prima sì. Per te, viva per te, vita la vita mia, non mi importa do passata, non mi importa chi t'ha avuto, resta con me, con me. Fammi panare, fammi impazzire, fammi rannare, ma rimma sì, ora per te, viva per te, vita la vita mia. Non mi importa l'ho passata, non mi importa di chi t'ha avuto, resta con me, con me. Grazie, grazie. Questi versi che avete appena sentito, gli ultimi, furono censurati dalla RAI. Non mi importa il passato, non mi importa chi ti ha avuto. Avrebbe fatto male alle famiglie italiane, figuriamoci, cioè le donne, prima di sposarsi, magari avessero avuto rapporti con altri uomini. E allora furono cambiati, vado a memoria, non mi importa se ho passato solo lacrime m'ha dato. Non c'è confronto.
Comunque Modugno in pubblico la cantava coi versi quelli veri, quelli belli. Nel 1400, adesso vi racconto tutta la storia dal 1400 fino al 2025, iniziò la migrazione di braccianti verso l'Abruzzo. Può sembrare strano che qualcuno vada verso l'Abruzzo, ma dall'altra sponda dell'Adriatico. Questi braccianti erano soliti cantare mentre lavoravano. La loro melodia poi si protrasse nel tempo, qualcuno la tramandò nei secoli. E Domenico Modugno, da quel grande artista che era, sentì questa melodia e chiese alla Bonaccorti, Enrica Bonaccorti, un'altra che ha scritto diverse canzoni per Modugno, di creare un testo che si adattasse insomma alla circostanza, alle situazioni. E uscì una canzone di cui Modugno poi prese i proventi, no? Lui si registrò nella SIA, e questa canzone si intitola Amara terra mia, che poi è diventato il simbolo dei migranti. Soli alla valle e soli alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio amore, io vado via. Amara terra mia, amare bella. Cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza. Addio, addio amore, io vado via. Amara terra mia, amare bella. Fra gli uliveti è nata già la luna, un bimbo piange allatta un seno magro. Addio, addio amore, io vado via. Amara terra mia, amare bella, amare bella, amare bella. Grazie, grazie, grazie. Tanto che Maurizio riposa la voce, due parole sulla vita di Modugno, due. Sapete tutti che è nato a Polignano, però c'è stato 4 anni, perché il padre poi per lavoro si trasferì a San Pietro Vernotico. Il trasferimento è importante perché
in quell'area lì, che è in provincia di Brindisi, si parla un dialetto che è molto vicino alla lingua siciliana. Allora tutti pensano che Domenico Modugno cantasse in siciliano. No, cantava in quel dialetto lì, ma lo spacciava come siciliano. Perché agli inizi della sua carriera fu proprio cercato in quanto era uno dei pochi cantanti che riusciva a cantare in siciliano. E quindi lui ci campava con sta roba qua. E mai ha detto che quello non era siciliano. Figuriamoci. Ecco. E il padre lo voleva ragioniere, pensate un po' che spreco, comunque naturalmente lui non lo ascoltò affatto e iniziò come Maurizio a cantare nei locali. Maurizio quando era ragazzino... Abbiamo avuto una storia diversa. Sì, ma tu sei stato sfortunato Maurizio, non hai incontrato le persone giuste, poi dopo ti racconto chi ha incontrato Modugno nel nostro racconto, sì. Vi diremo. Aldo, mi raccomando, se c'è qualcosa, sta Aldo che ha studiato tutta la settimana. Aldo, io sono sempre intimorito da te, perché io studio, ho studiato 10 giorni per fare sta roba qua. Però Aldo... Comunque le puntualizzazioni di Aldo sono sempre precise e le aspettiamo. Comunque non dirò date questa sera, quindi non... Okay. Sì, dicevo importantissimo. Allora suonava nei locali e in particolare nella Riviera Romagnola, lì la festa era lì. E ancora più in particolare in un ristorante che si chiamava Savioli. Poi lui cantava in coda ai cantanti famosi dell'epoca, non sto a fare nomi, sennò vi ricordo che siamo troppo vecchi. E guarda caso c'era un produttore Rai in una di queste serate e sentì che Modugno cantava appunto in siciliano. E siccome avevano bisogno di qualcuno in Rai che cantasse siciliano perché dovevano fare un programma particolare, lo chiamarono. Abbandonò subito il ristorante ancora prima di finire di mangiare dopo aver cantato e andò a Roma in Rai e i dirigenti di allora, che erano molto più svegli di quelli di oggi, che si lasciano scappare tutti quelli più bravi, chiuso parentesi, capirono subito che avevano in mano un fuoriclasse e gli affidarono un programma radiofonico. Modugno scriveva i testi, dettava i tempi, cantava le sue canzoni, insomma faceva tutto lui, fasso tutto lui, come si dice qua. Il programma ebbe un grande successo e da lì partì la carriera di Modugno. Il programma non me lo ricordo, comunque tra un po' ve lo dico perché ho i miei appunti qua. Ecco, dopo te lo dico. E invece adesso Maurizio ci canterà questa canzone che si è classificata ultima all'Euro Festival. Adesso indegnamente ultima, adesso vi dirò il titolo e la canzone si intitola Dio come ti amo. La conoscete? Sì, chi la conosce alza la mano chi la conosce. Qua abbiamo un grande esperto anche di Domenico Modugno e quindi dottore tutto bene fino adesso? Posso continuare? Va bene, grazie. Nel cielo passano le nuvole che vanno in mezzo al mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo. Non è possibile
avere tra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, due innamorati come nessuno al mondo. Io come ti amo, mi vieni a piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro, Un bene così vero, chi può fermare un fiume che corre verso il mare? Le rondini del cielo che vanno verso il sole, chi può fermare l'amore, l'amore mio per te? io come ti amo. Un bene così caro, Un bene così vero, chi può fermare un fiume che corre verso il mare? le rondini nel cielo Che vanno verso il sole, chi può fermare l'amore? l'amore mio per te. Io come ti amo, io come ti amo. Grazie, grazie. Allora Rita, il programma si chiamava Amuri Amuri. Se avete domande fatele pure, siamo qua apposta. E la cosa curiosa è che a questo programma partecipò anche Frank Sinatra, che era di origine siciliana, ma la leggenda dice che Frank Sinatra sia venuto in Italia per riprendersi Ava Gardner, che l'aveva abbandonato per mettersi con Walter Chiari, e quindi approfittò insomma di partecipare a questo programma per riprendersi la sua fidanzata. Avete altre curiosità oppure? Allora, la prossima canzone fece avere degli onori inaspettati a Domenico Modugno, nel senso che con questa canzone e per merito di questa canzone ricevette le chiavi di Washington e la stella di sceriffo di Atlantic City. Pensate un po', gli americani sono forti. Come gli venne l'idea di scrivere questa canzone? In una stazione ferroviaria abbastanza abbandonata vide una ragazza che piangeva, era in America, nel Wisconsin, e quando piove, poi finisco di raccontarlo. 1000 violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove piove
sul nostro amore. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia, pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. C'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggia, pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore, sul nostro amore, sul nostro amore. Grazie, 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 grazie. Questa storia ve l'abbiamo già raccontata l'anno scorso. 1970, Modugno sta recitando una commedia che si intitola Mi è cascata una ragazza nel piatto a Milano, e dopo lo spettacolo Modugno stava lavorando a certe musiche perché voleva scrivere una canzone naturalmente, però non gli venivano le frasi, le strofe, l'inizio. All'inizio mise su questa musica: vieni a vedere quanto è bello il mondo. Insomma, ma era una banalità. Vieni a vedere quanto è bello il mondo. Però non andava. A un certo punto gli capitò in camera Enrica Bonaccorti e lui disse: guarda, non riesco a trovare le parole di questa roba qua. Enrica Bonaccorti era giovanissima, E a un certo punto le disse: guarda, quando avevo 14 anni io scrissi un diario, una triste storia di un fidanzatino che mi ha lasciato, e questa storia nel diario iniziava con la lontananza, sai, è come lui. Ci stava perfettamente nella metrica della musica, e così nacque la canzone che adesso andremo ad ascoltare, La lontananza. E poi faremo pausa, vero? Sì, pausa. Bene. Ce l'hai la lontananza? Sì, sì, Boh, ce l'abbiamo. ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Si vede poco, ma ce la faremo. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che
correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura sempre quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più del nostro lasciarci. E allora, come ora, ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso, io ti ho accompagnata. Per la solita strada ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza sai è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento, ti fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che brucia l'anima. Io che credevo d'essere più forte, mi sono illuso di dimenticare, e invece sono qui a ricordare te. La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che brucia l'anima, che brucia l'anima. Ciao amore, ciao, non piangere, vedrai che tornerò, dai, vedrai che tornerò, te lo prometto, ritornerò, te lo giuro amore, te lo giuro, ritornerò, perché ti amo, la lontananza, sai, Grazie. Maurizio Ruggero. Grazie. 5 minuti di pausa. Allora, la carriera di Modugno procede speditamente con grande soddisfazione. 1984, nella casa di Modugno sulla via Appia, serata tarda, arriva una persona molto importante in quegli anni, il signor Silvio Berlusconi. Erano anni che Berlusconi cercava di portare Modugno a Canale 5. La moglie di Modugno non voleva. La moglie di Modugno si chiamava Franca Pandolfi. Ok. Aveva preso il nome della madre, che era Pandolfo, e l'aveva moltiplicato, aveva reso al plurale. Però quella sera arrivò il cavaliere, gli prepararono un panino, solo un panino, ma tanto mangiava lo stesso lui poi. E quella sera Berlusconi, che era molto in gamba, riuscì a convincere Modugno. Modugno si trasferì a Milano quasi subito e cominciò a lavorare al programma che si intitolava La Luna nel Pozzo.
suoi colleghi per esempio erano Susanna Messaggio, di cui qualcuno di voi avrà sentito parlare, Gigi Sabani e altri. Naturalmente eravamo nell'84, quegli studi erano non molto organizzati, stava sviluppando Canale 5 e soprattutto non mandava niente in diretta, era tutto registrato, ma le prove duravano, le registrazioni fino a notte fonda. Finché una notte Modugno si sentì male. Arrivò il medico, disse ok, non è niente, vai a casa, riposati. Però quella notte il Modugno la trascorse proprio male, chiamò la famiglia che arrivò e lo portarono in ospedale e da quel momento la sua vita cambiò. Restò 3 anni senza cantare, poi magari anche il suo canto diventò difficoltoso, però iniziò per lui una nuova vita. Si iscrisse al Partito Radicale, per cui aveva sempre simpatizzato, fu anche eletto come deputato nella lista del Partito Radicale. Portò avanti battaglie importantissime. E vi faccio alcuni esempi. Per esempio andò a visitare un manicomio nella città di Agrigento. C'era già stata la legge Basaglia qualche anno prima, ma quel manicomio non aveva chiuso. Addirittura i 300 ospiti vivevano in condizioni veramente brutte, pieni di piaghe. Modugno nella sua visita di ispezione trovò viveri accatastati, vecchi di anni, scaduti, elementi scaduti, vestiti, tanti vestiti, peccato che erano vestiti per bambini. Evidentemente quel delinquente del direttore del manicomio comprava rimanenze di magazzino e altre cose che non vi dico perché sarebbero molto spiacevoli. Comunque Modugno riuscì a fare aprire un'inchiesta e ci fu un processo. Nel giro di qualche anno quel manicomio venne chiuso e i responsabili furono consegnati alla giustizia. E poi Modugno fece un concerto per ricordare quell'episodio. A quel concerto andarono 300, quasi tutti gli ospiti del manicomio. E pensate un po', erano talmente pericolosi che bastarono 2 infermieri per accompagnarli. Altre battaglie furono quelle per togliere le barriere architettoniche dalle città. Un'altra cosa che ci può far sorridere ma è tragica, e in quegli anni, eravamo negli anni 80, alle poste furono assunti 3.000 falsi invalidi. E quando Modugno fece aprire l'inchiesta, sempre naturalmente aiutato dai colleghi del Partito Radicale, quei 3.000 falsi invalidi andarono effettivamente ad occupare il loro posto di lavoro. Peccato che non ci stessero nei locali. E quindi la leggenda narra che vagassero in giro per sto palazzo perché non avevano neppure la scrivania. Ecco, quindi la seconda vita di Domenico Modugno, se vogliamo, fu ancora più interessante della prima. E per questo che lui è sempre rimasto con noi, con la sua musica, con le sue battaglie. E allora noi gli dedichiamo ancora di nuovo questa canzone, Resta con me. No, bravo. Allora gli dedichiamo Tu sei una cosa grande, perché funziona lo stesso, no? Giusto? Tu sei una cosa grande anche se non canti più. Ok. Tu sei una cosa grande per me, una cosa
che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, eppure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché dilla una volta sola, sicura tu stai tremando, e dilla che mi va bene con mia, con mia, con mia, voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, ma così grande. Una volta sola, sicura, tu stai tremando, e dimmi che mi va bene con mia, con mia, con mia, voglio bene a te. Una volta sola, sicura, tu stai tremando, e dillo che mi va bene con mia, con mia, con mia, voglio bene a te. Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te, guardando a te. Guardando a te, guardando a te. Grazie, 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 grazie. Cerco di ricordare le parole di Modugno. Disse: una notte, quando avevo 3 anni, fui svegliato da un canto meraviglioso.
era un carrettiere che raccontava una storia. Ecco, va bene, siete bravissimi. E da quel momento io già sapevo che avrei fatto il cantastorie. Dice, il cantastorie era dentro di me e io dovevo tirarlo fuori. Quindi sento il bisogno di raccontare una storia meravigliosa quanto tragica. Durante una battuta di caccia, un pesce spada, una femmina di pesce spada. Io non mi ricordo se hanno catturato il maschio o la femmina. Comunque, femmina è stata catturata. E mentre il maschio si era salvato, e quindi la femmina esorta il maschio ad andarsene, no? A salvarsi, ma il maschio torna indietro e si fa catturare. E quindi Modugno poi, riprendendo anche esortazioni dei pescatori siciliani, all'inizio li sentirete, Maurizio li fa benissimo, e racconta appunto questa storia bellissima e tragica. Lu pesce spada. Diciamo che è una sorta di Romeo e Giulietta degli abissi, no? Non è lo fratello. Luitti, pigli la fiocina, uccidilo, ah! E pigliamo la femminetta, dritto da lucori, e chiangia di dolori, ai ai, e la barca la strascinava, e lo sangue ci correva, e lo mascolo piangeva, ai, e lo mascolo paria bazzuto, ci diceva bella mia, non piangia, bella mia, non piangia, dimmi tu che t'ha già fare. Rispondeva la femminetta con un fili voci, scappa, amore mio, che si nota di no, si tumora, voglio morire con te, si tumora, voglio morire con te, amore mia, voglio morire insieme a te. Con un sarto si trova questo, cucchia, cori a cori, e a così finì l'amore di due pesci sfortunati. Dai, Luitti, c'è pure lo mascolo, uccidilo. Ah! Questa è una storia di pesce spada, storia d'amore, storia d'amore. Naturalmente, come tutti gli artisti, anche
Mimmo aveva il senso del bello. Era un esperto di arte e fu uno dei primi ad apprezzare per esempio Burri con i suoi stracci e scoprì un pittore che poi dipinse le sue canzoni. Si chiamava Giorgio Tolomei e si firmava Gito. Se voi aveste questo libro, che poi è la mia principale fonte, vedreste, non lo vedete però, magari qualcuno che sta qua vicino, i meravigliosi quadri che Gito fece per Mimmo Modugno. Beh, dopo ve li faccio vedere. E perché lui aveva veramente il senso del meraviglioso, vero? Sì? Sì, sì, sì. Concordo, Vai, concordo, vai. concordo. È vero, credetemi, è accaduto di notte sopra un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle forse un angelo vestito da passante mi portò via dicendomi così meraviglioso, ma come non ti accorgi di quando il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non è niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso la luce del mattino, un abbraccio di un amico, meraviglioso. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quando il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non è niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Grazie. Continuiamo con il gusto di Modugno di raccontare storie.
E la storia che ci racconterà attraverso la canzone che sentiremo tra un po' è la storia di un certo Raimondo Lanza. Era un nobile siciliano molto in vista, era amico dei Florio, da cui aveva ottenuto diversi favori e viveva benissimo nel jet set dell'epoca, frequentava le donne più belle, pur avendo una moglie bellissima, che c'è l'attrice. E a un certo punto si getta dalla finestra, inspiegabilmente. E Modugno legge questo fatto di cronaca e pensa di scrivere una canzone che riguarda un suicidio, però cambia l'ambientazione e cambia anche la modalità. Per cui inizia a immaginare il racconto di un uomo elegante che a un certo punto decide di farla finita. Vero Maurizio? Vecchio frac. Vecchio Franco. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac, al cilindro per cappello, 2 diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. Si avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonui, 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 buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. È giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si spegne a poco tutta quanta la città. Quasi incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra nel fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un frac, galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà, chi mai sarà quell'uomo in frac? Adieu, 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 addio amore, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.
Grazie, 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 grazie. Allora, sbadiglia una finestra è pari a scaglia di mare di montagna. Uguale. Possiamo confrontare. Buonanotte, abbiamo finito. Grazie, arrivederci. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Abbiamo finito, maestro. Facciamo un bis, facciamo... Allora niente. No, perché tra poco suona l'allarme. Allora vi dico cosa avrebbe detto Modugno adesso. Avrebbe detto: io possiedo solo il vento e la musica, e noi abbiamo ancora un po' di vento e un po' di musica. Questa l'ho preparata, certo. Allora facciamo qualcosa che Modugno mi sembra vi ha interpretato anche, non lo so se ha fatto in tempo, però. Caruso? No, forse era già andato dall'altra parte. Dobbiamo chiedere a Aldo, Caruso, era ancora vivo? No. Va bene Caruso, la gradite? Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, mi abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue a rinde vena, sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e la mimica può diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita nella bianca scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E una catena ormai che scioglie il sangue a rinde vena, 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 a rinde vena.
grande pena. Grazie, grazie. Professor Donato Deserti con i suoi bellissimi commenti, ha studiato tutta la settimana, ecco bene. Conosco. E allora vogliamo già fare un programma per l'anno prossimo? Che faremo l'anno prossimo, professore? Ha qualche idea? Beh, un'altra monografia, no? Un'altra monografia, cosa consiglia? Asnavour va sul difficile, va sul difficile. Tu parli francese. Quando dobbiamo studiare una settimana, un anno dobbiamo studiare. Vabbè. Ci proviamo Aldo, ci proviamo, ci mettiamo a studiare un po', ci proviamo. Bene, signori, grazie veramente per la vostra presenza. Speriamo ecco, di avervi fatto passare qualche momento felice, lieto, emozionante, ce l'abbiamo messa tutta. L'atmosfera, vedete, ha fatto il suo. Un grazie comunque all'amministrazione comunale che ogni anno appunto ci dà la possibilità, oramai è il terzo anno consecutivo, ecco, che facciamo questa storia canzone in qualche modo. Ringraziamo l'assessore qui presente, ecco, grazie di cuore a Ilaria, grazie di cuore anche a Elisa, alla nostra Silvana, e che vedete che oggi hanno curato loro tutto l'allestimento, quindi adesso le vedete qua belle eleganti, ma oggi erano in tenuta sportiva a preparare qui, ecco, la sala per accogliervi al meglio. Ecco, queste sono anche le persone che si danno direttamente da fare, ecco, si alzano le maniche e lavorano, quindi io farei un grande applauso anche a loro. Vedo presente in studio, in sala, anche il signor Massimo Denardo, che è il grande, diciamo, deus ex machina della grande manifestazione del jazz qui a Valdobbiadene. Ci saranno altri appuntamenti, vero Massimo? Prossimamente, il prossimo autunno, ci saranno altri appuntamenti con il jazz qui a Valdobbiadene, quindi tenete d'occhio. Ecco, anche c'è un sito, Valdobbiadene Jazz, quindi sono sempre dei concerti molto belli e quindi con artisti di fama internazionale. Tenete d'occhio, ecco, questa pagina. Ecco, grazie a voi, grazie ancora e buonanotte a tutti.